posto con il terzato di Gambura, attacco di Divino nei confronti di Maccamera che mantiene comunque il comando, Divino che passa al tratto finale di Divino, Maccamera che si intende, Maccamera in tempo, Divino all'esterno, Divino per Filippano. Nino Murru, il primo vincitore di questa sessione estiva 2024 a bordo di Divino. Insomma, c'era da battere Abu e Deu che oggi sono apparsi un po' sottotono, quindi ti è scappata via Maccamera e in fondo sei riuscito a riacciuffarla. Divino rientrava da giugno, insomma, meglio di così non si poteva. Ma Bruno, come sentivi poco fa, parlavo con il signor Manca, appunto lui era di questi qua che sono insomma gli arabi anziani che qua in Sardegna si fanno valere di più, insomma sono quelli che galoppano di più, era l'unico che non correva da Chilivani, quindi rientrava, gli altri erano cavalli già, insomma chi ha corso a Sassari come Abu, chi ha corso a Sassari e poi a Livorno come Maccamera, insomma erano cavalli prontissimi oggi, l'unico dubbio che avevamo era un pochettino, si soffriva un po' il rientro, però le qualità di Divino le conosciamo tutti, oggi le ho messe in campo e siamo riusciti a vincere anche di poco, molto bene Maccamera che l'ho presa proprio in fondo ma ha fatto un corsone, però bene anche lui, dai, siamo contenti. Ok, perdeva la Dubbenulese, quindi la linea era buona. Sì, infatti, la carta degli arabi la conosciamo tutti. Complimenti Nino. Grazie. Antonella, con Elisa, Matteo e Andrea. Leonardo Chessa, allenatore di Divino per la scuola San Giuliano. Leonardo Chessa al training di Divino, come diceva Nino, l'incognita era il fatto che non correva da più di 2 mesi e mezzo e quindi oggi si presentava con 2 secondi posti dietro Dubbenulese, la carta è falsa. Sì, dai, non abbiamo corso soltanto perché abbiamo voluto schivare Sassari e lasciarcelo fresco agli impegni di quest'autunno qua a Chilivani, dai. Senti, si incrociavano queste due linee, quella di Abu che ha dominato in 5 uscite da Villa Cidro dicembre fino ad oggi vincendo tutte le corse disputate in Sardegna e quella di Divino che perdeva solo da Dubbenulese, quindi insomma quello vi dava un po' di fiducia. Sì dai, perché Dubai insomma è un signor cavallo. Sì, ma ero fiducioso anche sulla distanza, a volerci correre bene, mi è dispiaciuto che non c'era lui come rivale, comunque dai, bene così dai. Su questa distanza lui vince il derby italiano se non sbaglio. Ma sì, lui a me mi sembra che è un filino meglio sulla distanza, poi sai, adesso noi abbiamo giocato anche sul fattore col cavallo fresco, la verità. Senti, ora si va dritti alla lista. Sì, abbiamo lavorato per quello. Allora ci vedremo il 14, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per quello che sarà il futuro di Divino. Grazie. Ancora ai concetti conclusivi Sabina Grenadier che passa e stacca sugli altri, Sabina Grenadier in doppio a precedere Zecchino. Nino Murru al doppio di giornata con questa cavalla che era molto attesa già dalle quote di questa mattina, sappiamo tutti insomma quanto è costata, il pedigree, però bene dai, conta quello per il risultato. Sì, Leonardo me l'ha fatta provare 2 o 3 mattine sull'erba, eravamo molto soddisfatti dei lavori, una cavalla molto seria, molto fredda, appunto perché era una cavalla un po' sorniona, un po' fredda, eravamo un po'... detto chissà cosa combinerà lei, perché è veramente molto tranquilla, invece addirittura anche se è scomposta ha fatto vedere un gran motore. Sì, ti volevo chiedere quello, tu ormai tanti anni che collabori con la San Giuliano, hai montato cavalli che si sono piazzati in liste del gruppo, questa come la vedi al debutto? Lei, posso fare un esempio con Memo, che Memo è stata una grandissima cavalla, però dava molto di più la mattina, questa qui la mattina non dà nulla, quindi è tutta da scoprire. Si è scoperta bene. Appunto, quindi può solo che migliorare. Bella, sì. Bella. Un bello scatto addirittura che ha ricordato un po' il debutto di Wallop, di questi cavalli. Sì, grande, veramente una grande addirittura. Complimenti. Grazie. Leonardo Chessa per il doppio di giornata con
Sabina dell'Algher, stavo già perdendo il nome. Senti, una cavalla come Tannina molto attesa, chiacchierata, perché poi insomma oggi si sa tutto dei cavalli. Insomma, quello che contava però era il palo, il risultato, la prestazione c'è stata, ti convince insomma anche in futuro? Sì, no, ma sulla qualità non avevo dei dubbi, che è un po' una cavallina di carattere, vista le gabbie un po' è prepotente, però dai, quello che conta è la retta finale. Senti, tu quando debutti solitamente in questo periodo hai tirato fuori sempre cavalli da corsa e di categoria, questa dove la collochi o pensi che c'è ancora da lavorare? Sai, abbiamo sempre puntato su queste linee un po' tardivone, anzi con questa credevo di non riuscirci neanche a debuttare in questo periodo, però dai, ci siamo riusciti e la colloco che è una buona cavalla, potremo far molto bene. Ovviamente seguiranno conferme per Sabina dell'Algher nel mentre si gode del debutto vittorioso, quindi in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Questi i primi 4 Nino Murru, tripla di giornata, avevi chiuso così Sassari, apri così Chirivani. Ci vogliono i cavalli ovviamente per fare 6 vittorie in 2 giornate, però Flavia era imbattuta, prosegue così, una cavalla che magari fisicamente non dice granché, invece ha un gran cuore e una grande testa. Ma cavalla che, non so se ti ricordi la mamma, Bosana, era molto simile, era un po' più grossa però molto simile, è una cavallina molto 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 interessante perché ha voglia di galoppare, in corsa si farà graduare bene, segue l'andatura che fanno gli altri, poi come l'ho scoperta un attimino toccata, veramente si è distesa veramente molto molto bene. Con la mamma ci hai vinto, con il padre ci hai vinto l'internazionale, cosa si può... sì. Che hai visto? Cosa ci puoi sperare? Come passano gli anni, Cosa puoi sperare in corse di titolate con questo? Adesso l'intenzione, adesso vediamo come, a parte deciderà Leonardo e il signor Pasqualino, l'intenzione forse era di andare a vedere qualche corsettina fuori, poi io non decido nulla, però sì, sarebbe bello vederla, no? Sì, una bella femmina. Sì, per noi sarebbe bello da appassionati. Complimenti Nino per la tripletta e in bocca al lupo proprio. Grazie. Leonardo Chescia, il training di Flavia, tripletta per te, per la San Giuliano. Lei prosegue da imbattuta, fattore 3 anche per lei, 3 corse, 3 vittorie, una cavalla che si sta facendo molto interessante, ha debuttato tardi a metà giugno e ora ci troviamo forse una delle migliori prospetti che può offrire la categoria isolana per quanto riguarda i fondi inglesi. Dai, ha lavorato bene la cavalla, eravamo fiduciosi da subito, lei comunque è arrivata tardi non per lei ma per problemi di salute che c'erano stati per il signor Domenico e quindi poi siamo stati un po' a radunare il puzzle e comunque poi l'abbiamo portata in allenamento, la cavalla comunque da subito ci ha fatto vedere che era una buona cavalla, dai. Forse anche quello è un tratto interessante, nulla è perduto, a volte si precipitano i puledri a debuttare subito, invece si possono ottenere risultati anche arrivando con calma e poi trovarsi nel momento clou della stagione con un cavallo imbattuto. Ma sicuramente il programma di questi ultimi anni ci sta facendo lavorare bene meglio a noi allenatori perché ci sta creando delle possibilità comunque di cavalli tardivi, di non volerli distruggere da subito ma bensì aspettarli e comunque farli uscire anche dopo. Ne dà cosa la debuttante che c'è la settimana prossima e si pensa comunque ci sia lo stesso qualche debuttante buono che possa uscire fuori lo stesso anche debuttando in questo periodo, ecco. Sì, e anche perché nel 2021, quindi 3 anni fa, Caracasghere aveva debuttato fino a agosto, ha vinto il Gran Premio. La stessa cosa Cleopatra De Mores vinse il derby italiano, questa ci può andare al derby italiano? A Firenze? Come meta era quella.
dipendeva la corsa di oggi se ci dava conferma e no, era già predisposta con la meta. E noi ci fa piacere perché avremo un motivo in più per seguire questa corsa che da sempre è il clou, diciamo, della corsa degli anglo-arabo. Allora in bocca al lupo per quello che sarà il futuro di Flavia, complimenti per la tripletta e niente. Grazie. Pasquale Manca, ora il patron lui della San Giuliano che va al triplo di giornata. Ti chiedo una sintesi veloce insomma di queste 3 vittorie. Bene la Pulera che debutta, Flavia che si conferma e Divino che sorprende a Rienzo. Grande soddisfazione, questa è come posso condensare la giornata, soddisfazione e felicità. I cavalli sono dimostrati quello che noi pensavamo, non hanno deluso le aspettative, devo dire anche i fantini a questo punto, quindi i miei complimenti a tutto il team, soprattutto a Leonardo che ha fatto un ottimo lavoro su tutti e 3 cavalli. Sì, poi in connection è un triplo che è Samurru San Giuliano. Esattamente, è un triplo che funziona, quindi sicuramente andrà ripetuta questa cosa. Sì, no, prego. No, vabbè, sappiamo che Nino, insomma, è la seconda pelle ormai con i colori giallo-verdi della San Giuliano, però insomma Flavia è quella che forse ha impressionato di più. Flavia ha impressionato di più, non delude perché chiaramente poi oltre che di Vintino è anche figlia di Bosana. Una cavalla che insomma a cui noi siamo particolarmente legati, se non altro anche per il nome che porta di un'oliva famosa della Sardegna. Sì, sicuramente Flavia è un cavallo da tenere sott'occhio e abbiamo dei progetti, diciamo così, nel futuro abbastanza recente, diciamo così, nel prossimo, su questa cavalla di partecipare a qualche gara anche oltre Tirreno. Sì, c'è il derby italiano, insomma, una cosa molto importante per quanto riguarda il mezzosangue, per noi appassionati di anglo-arabo, ma non solo, insomma, se ci sarà Flavia saremo lì a fare il tifo. Sì, sono sempre un po' superstizioso, io ne devo parlare prima con Leonardo, ma sicuramente è una gara che stiamo contemplando. Complimenti Pasquale a tutto il team della San Giuliano, in bocca al lupo. Grazie mille Bruno, grazie. Lunga Benaga che va via facilissima per Dino in passeggiata a conquistare la 4ª vittoria odierna. Questo sigillo della San Giuliano che ha aperto e chiuso la giornata. Con Pasquale Manca a celebrare un altro successo, il poker della San Giuliano. Era forse già riuscito in passato a tuo padre, ora riesce a te, vincete il memore del signor Domenico, una giornata e un pomeriggio stellare. Sì, ci tenevo a vincere almeno questo primo memorial, poi per gli altri si vedrà, però almeno questa volta ci tenevo a portarlo a casa, è un ricordo bellissimo, è un momento bellissimo, è stata una giornata bellissima. 4 vittorie su 4 gare, cos'altro possiamo chiedere in una giornata come questa? Sicuramente, insomma, sono molto grato per quello che ha fatto mio padre e penso che sarà felice insomma, che ci guarda da lassù. Come dicevo a Nino, tante imprese, tanti successi, anche con Leonardo parlavamo di quello e forse oggi si chiude un po' il cerchio di questa avventura del signor Domenico con il suo memorial, un cerchio che non si chiuderà mai, però si chiude a livello anche di strategie che ha avuto, di scelte. Oggi ha vinto Flavia, frutto dell'allevamento dell'anglo-arabo, ha vinto Denaga, frutto di un'intuizione sua. La 2 anni è stata la sua ultima follia purtroppo prima che se ne andasse, per quello si chiude un cerchio importante. Sì, si chiude un cerchio che noi chiaramente vogliamo mantenere aperto, è un cerchio che non si chiuderà mai e chiaramente le strategie adesso verranno promulgate, verranno rifatte, verranno discusse e noi vogliamo continuare su quel solco. Abbiamo scritto sulla Coppa che la passione continua da parte della nostra famiglia, quindi è sempre più una passione, quando c'è la passione c'è il cuore e quindi noi continueremo su questo solco che insomma ci ha insegnato mio padre. Certo, niente Pasquale, ti posso fare i complimenti per come stai mandando avanti questa importante scuderia che abbiamo in Sardegna, poi i successi insomma aiutano a proseguire e quindi bravi tutti e in bocca al lupo per quello che sarà il futuro della San Giuliano. Grazie mille Bruno e certamente in bocca al lupo. Dall'esterno progredisce Madonna dell'Alghiere e unicamente la Giaffetta in coppia
dall'esterno è passata a Giovetta che viene a vincere davanti al Saluttoressa, mentre per il terzo Quanti nuovi? Io devo andare alla prima faccia. Vai, vai. Nino Murru al successo con Giovetta dell'Algher, una cavalla interessante, mi sa la prima volta che la monta l'avevi già montata, adesso non mi ricordo, però ci vinci per la prima volta. Sì, vabbè, l'avevo provata la mattina, ora ultimamente un paio di volte, Leonardo me l'ha fatta provare sull'erba. Allora, devo dire che una cavallina che a vederla al tondino e anche per farla la mattina gli daresti veramente 2 spiccioli. Invece vi devo dire che mi è piaciuta abbastanza oggi. Corre da dietro, tranquilla, non tira nulla. Come lei capisce che stia entrando addirittura, prende una bella pedalata da sola e c'ha veramente una bella pedalata gli ultimi 400. Senti, ti avevo visto fin troppo tranquillo quando gli altri ti stavano scappando via, forse eri convinto delle potenzialità di Giovetta. Ma allora, diciamo che avevo il numero 10 di gabbia e avevo scelto a metà curva di correre di dentro, quindi ormai la scelta di correre al di dentro l'avevo fatta. Mi sembrava un po' una scelta sbagliata dover tirare fuori a metà curva, magari avrei fatto più un errore. Ho deciso di rimanere dentro e ho trovato i varchi e ha allungato bene la cavalla. Scelta vincente, complimenti Nino Murru. Grazie, grazie.